Fuga di gas dell'esplosione avvenuta in via San Giovanni, in via Galermo, a San Giovanni Galermo. Sono tornati ieri sera a casa alcuni degli diciamo sfollati dopo la drammatica nottata vissuta l'altro ieri. Le altre famiglie per il momento sono accolte al Palacus, che è stato attrezzato dal comune. Intanto c'è una inchiesta della procura etnea che indaga per disastro colposo. Sono rientrati a casa ieri sera solo alcuni dei 160 sfollati coinvolti nella terribile esplosione in via Galermo a Catania. In tarda serata l'unità di crisi, dopo i sopralluoghi di protezione civile e vigili del fuoco, ha deciso di far rientrare a casa le famiglie di viale Tirreno, via Salanitro e via Ustica. Restano ancora fuori un centinaio di persone e il comune ha attrezzato il Palacus per raccogliere queste famiglie. Intanto si procede con le ruspe per rimuovere le macerie della palazzina sbriciolata e di un'altra sventrata per la fuga di gas che i residenti avevano segnalato da settimane. Il bilancio è di 14 feriti tra operatori sanitari, vigili del fuoco e tecnici del gas. 2, i più gravi, sono ancora ricoverati. Tutti e 2 abitavano in via Gualandi. La signora operata, travolta dai calcinacci, si trova al policlinico. Le sue condizioni sono stazionarie. Un uomo di 66 anni, estratto dalle macerie, è arrivato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro con ustioni sul 10% del corpo ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del centro grandi ustionati per pregresse problematiche respiratorie. Sul fronte giudiziario la Procura di Catania ha aperto un'indagine per disastro colposo. Inoltre un tavolo di confronto per discutere delle azioni da intraprendere contro l'emergenza di fughe di gas e intossicazioni da monossido di carbonio è stato annunciato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. E arriva anche la vicinanza alle famiglie del presidente della regione Schifani, che ringrazia anche tutte le forze dell'ordine. Importante ed anomala fuga di gas. Con queste parole si è espresso il presidente di Catania Rete Gas. Lo ha incontrato Tonino De Mana. È il momento di chiarire la dinamica, poi si lavorerà per accertare le responsabilità della terribile esplosione. Mentre la procura indaga per disastro colposo, il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, riferisce di una situazione anomala. Sicuramente c'è stata un'importantissima fuga di gas, nel senso che la quantità di gas era una quantità di gas anomala, tant'è che gli operai, quando sono arrivati sul luogo, hanno trovato addirittura già i tombini scoperchiati, talmente forte era la pressione del gas. Si può pensare ad una manomissione? Ma dico sicuramente potrebbe esserci, però non diciamo dolosa, ecco, nel senso potrebbe essere stato potrebbe esserci stato un evento casuale. La deflagrazione ha colpito gli operai di Rete Gas chiamati ad intervenire per una perdita, forse per un danno ad una nuova tubazione. Fortunatamente tutto bene, sono fuori pericolo, oggi sono usciti dall'ospedale, qualcuno con alcune fratture che la settimana prossima richiederanno degli interventi, però nulla di grave. Molti residenti chiamavano già dal pomeriggio sentendo questo forte odore di gas. Allora le chiedo, non era possibile magari chiudere prima il gas, prima che scoppiasse tutto? Ma ecco, noi abbiamo contezza della fuga nel momento in cui ci arriva una segnalazione al pronto intervento e solitamente noi siamo sul luogo già dopo 5 minuti da quando, e così è stato anche in questa occasione. Intanto intere zone della città sono ancora senza gas, policlinico compreso. I cittadini ci tempestano di telefonate per sapere quando sarà riattivato la rete del gas, e questo i tempi tecnici sono 24-48 ore, perché chiaramente se l'impianto non è messo totalmente in sicurezza, anche perché oltre quella di via Fratelli Gualandi, quella appunto dove c'è stata l'esplosione, ieri abbiamo avuto altre 2 perdite di gas. Si lavora per alleviare i disagi, naturalmente mettendo in primo piano la sicurezza. E allora, adesso con Emanuela Cosi proviamo a fare il punto come stanno le cose, se ci sono altre novità dai quotidiani.
Una notizia ancora in primo piano sui quotidiani regionali, vediamo per esempio la Sicilia che scrive appunto in apertura: a scoppio ritardato la fuga di gas a Catania, si indaga per disastro colposo, i residenti accusano, avevamo segnalato il guasto. E poi la mappa della rete in città e il sistema di allerta. Vediamo anche la Gazzetta del Sud, nel taglio alto, fuga di gas e crolli, aperta l'inchiesta, 14 feriti e nessuna vittima, il sindaco un miracolo, la procura ipotizza il reato di disastro colposo, sotto i riflettori il punto che ha innescato l'esplosione e i tempi dell'evacuazione. Ancora vediamo il giornale di Sicilia. Troviamo invece la notizia qui nel taglio basso: ritrovato il disperso, si curano i feriti, il sindaco un miracolo, meno grave del previsto il bilancio per la fuga di gas, distrutta la palazzina, indagini al via. Vediamo qualche approfondimento, quindi andiamo all'interno di Repubblica Palermo, a pagina 6, il crollo della palazzina, passata la paura, restano i rebus, la procura apre un'inchiesta, il sindaco Trantino dice poteva essere una strage, tra i residenti c'è chi assicura che l'odore di gas appunto si sentiva già da tempo. Intanto i tecnici sono al lavoro per capire quale punto della rete del quartiere è compromesso, e qui vediamo un'immagine dell'area dove è avvenuto il crollo appunto della palazzina. Vediamo all'interno della Gazzetta del Sud, anche qui la stessa fotografia: palazzine crollate senza morti, Catania che ringrazia Sant'Agata, gli inquirenti indagano e ipotizzano il disastro colposo. La figlia di un'inquilina dice troppo tempo per l'evacuazione. Allora, grazie ad Emanuela, fra poco torniamo da te per altre notizie. Intanto la Conferenza Episcopale Italiana interviene sul caso degli abusi di Don Giuseppe Rugolo a Piazza Armerina e sul rinvio a giudizio del vescovo Gisana. Il nostro pensiero va alle vittime, ha dichiarato il segretario generale della CEI. La vicinanza al dolore delle vittime e la necessità di accertare la verità sono priorità per noi. Con queste parole Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, ha commentato la delicata vicenda di Piazza Armerina, dove il vescovo Rosario Gisana è stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza nel caso di presunti abusi commessi da Don Giuseppe Rugolo. Baturi, intervenuto al termine del Consiglio Episcopale Permanente, ha ribadito la piena collaborazione della CEI con eventuali iniziative del Vaticano. La Santa Sede ha già inviato un visitatore apostolico, l'arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Redaelli, per indagare sulla salute della diocesi e riferire direttamente a Papa Francesco. Nel frattempo il vescovo Gisana si dice sereno e attende l'inizio del processo a maggio. Tuttavia, la sua posizione si fa sempre più difficile anche alla luce della ferma condanna espressa da diversi vescovi siciliani. Ma per la CEI la priorità rimane una sola: non possiamo non pensare alle vittime. Emanuela, torno di nuovo da te. Sì, guardiamo questa notizia, la vediamo sulla pagina della Gazzetta del Sud, a pagina 18, ecco, vescovo a giudizio, si muove il Vaticano e la CEI ribadisce il sostegno e la vicinanza alle vittime appunto in Sicilia. Un inviato della Santa Sede che ha detto insomma la vicinanza al dolore delle vittime e la necessità che i processi accertino la verità. Questo è quello che è stato ricordato dal segretario generale della CEI. In questa foto vediamo appunto il vescovo della diocesi di Piazza Armerina Gisana, che è stato appunto rinviato a giudizio, Gisana che in un'intercettazione avrebbe detto a Don Rugolo: Giuseppe, non hai capito che ora il problema è anche mio, perché io ho insabbiato tutto. E adesso invece andiamo a Messina, dove ieri il presidente Mattarella, in occasione della inaugurazione dell'anno accademico, è stato insignito, è stato insomma proclamato dottore in scienze delle pubbliche amministrazioni, un dottorato honoris causa al capo dello Stato. Sentiamo e vediamo.
Un'Europa che non deve guardare confini nazionali ma lavorare insieme per affrontare le grandi sfide del futuro, così come ha fatto in occasione della pandemia da Covid o della crisi finanziaria. È l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato dal palco del Teatro Vittorio Emanuele in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina, che gli ha conferito il dottorato di ricerca in scienze delle pubbliche amministrazioni. Un momento storico, ha detto la rettrice Giovanna Spatari, che intreccia passato, presente e futuro. Capo dello Stato che inaugura un anno accademico, ma un capo dello Stato che decide anche di ricevere un dottorato di ricerca honoris causa e quindi di fare poi una lectio magistralis. La motivazione letta dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri è per il suo impegno instancabile nella tutela dei valori repubblicani e la difesa del bene comune. Il Presidente Mattarella ha ricordato come quest'anno cada il 70° anniversario della Conferenza di Messina, che mise la città dello Stretto al centro della scena internazionale, ponendo le basi per la realizzazione dell'Unione Europea. Questa positiva attitudine non appare tuttavia più sufficiente. Il tornante della storia che stiamo attraversando richiede di trarre le dovute conseguenze dalla consapevolezza che gli Stati europei singolarmente non sono in grado di fornire risposte adeguate alle grandi sfide del presente. Nella sua Lectio Magistralis Mattarella inoltre ha ricordato il processo di integrazione degli Stati che poi ha portato alla Costituzione dell'Unione Europea, un apparato che agisce e che fa agire e che rappresenta il futuro degli Stati e dei cittadini. Ripartiamo proprio da questa notizia dai quotidiani regionali. Emanuela. Sì, vediamo intanto questa notizia all'interno di Repubblica Palermo, la lezione di Mattarella agli universitari, l'Unione Europea una grande opportunità. L'Ateneo di Messina ha conferito il dottorato honoris causa al capo dello Stato, che ha tenuto una lectio magistralis parlando di amministrazione europea, dal Trattato del Carbone e dell'Acciaio fino ad oggi. A precedere il discorso del Presidente ci sono state le parole della rappresentante degli studenti Chiara Furlan, che nel suo discorso ha ricordato anche Lorena 40, che era una studentessa di medicina appunto di Messina, e le altre vittime di violenza. Ricordiamo, Lorena 40 è stata uccisa in piena pandemia durante il lockdown dal fidanzato, un infermiere che l'ha strangolato, un caso che ha fatto molto discutere alla luce anche poi delle sentenze e dei rinvii della Cassazione. Allora, ripartiamo dalle prime pagine, vediamo le altre notizie. Intanto restiamo su Repubblica, oltre naturalmente a Mattarella che vediamo qui nel taglio alto, c'è questa notizia sulla ancora la sanità in primo piano, la sanità regionale, una norma per i medici in assessorato, colpo di mano per salvarli dal concorso. Dopo lo stop di Schifani arriva all'Ars una modifica al disegno di legge di riforma sulla dirigenza. E poi l'iniziativa laboratori d'analisi via al movimento con l'ok dell'MPA. Il nuovo codice della strada: cala il consumo degli alcolici e poi taxi calmierati per chi beve nei locali, quindi chi vuole uscire e bere magari qualche bicchiere in più, ecco, c'è questa opportunità di utilizzare il taxi, però ad un prezzo calmierato, una cosa che tra l'altro avviene anche all'estero. Angelo, questa è una pratica che molti giovani adottano all'estero quando escono magari il sabato sera, sanno che insomma andranno a bere magari un po' di più e quindi utilizzano i taxi proprio per spostarsi ed evitare naturalmente di mettersi alla guida. E poi la riforma SOS dei giudici, mafia e politica, indagini a rischio. Ancora braccio di ferro tra il ministro Nordio e la riforma della giustizia, e poi naturalmente l'Associazione Nazionale Magistrati. Andiamo a vedere questa notizia appunto che abbiamo visto in prima pagina: effetto codice della strada, taxi calmierati per chi va a bere nei locali. Il Comune di Palermo ha firmato una
protocollo d'intesa con le cooperative di taxi proprio per questo. Il punto, allora, meno vino e birre ai pubblici esercizi dell'isola, soprattutto delle città metropolitane, dall'ingresso del nuovo codice della strada registrano un calo dei consumi di alcolici che oscilla tra il 20 e il 25%. Soltanto a Palermo nelle prime settimane con in vigore il nuovo codice della strada sono state ritirate 66 patenti ed elevate multe per quasi 100.000 euro. Le proposte dall'alcol test a disposizione nei locali alle navette gratuite per i clienti, dei prezzi calmierati dei taxi alle nuove bevande come la birra e il gin analcolici. Quindi questo è l'effetto del nuovo codice della strada, soprattutto insomma sulla movida, poi sulle serate dei giovani e non solo. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Abbiamo già visto l'apertura dedicata naturalmente a questa esplosione a San Giovanni Galermo, a Catania, e poi vediamo i nodi della giustizia. Nordio, no APM super poliziotti e non ci sarà alcuna amnistia. Il ministro Nordio ha parlato in Senato, ha rivendicato successi come la riduzione dei processi arretrati, ha difeso la riforma della giustizia. Stop ai PM super poliziotti con poteri enormi e senza responsabilità, ha detto, aggiungendo a proposito del sovraffollamento delle carceri che non ci sarà un'amnistia. E poi l'intervento di Ignazio Fonso, i limiti di una riforma sbagliata. Andiamo a vedere cosa succede nel resto dell'isola. Intanto a Gela, carburante verde per aerei col bollino dell'Unione Europea nella bioraffineria Eni. E ancora siccità nelle campagne, da uno studio catanese, vaccino per le piante, ricerca dell'Università di Catania. Il giornale di Sicilia, vediamo in primo piano, intanto c'è Mattarella, appunto, che è stato protagonista all'Ateneo di Messina, dottorato honoris causa a Messina per il Capo dello Stato, l'Unione unita per la pace, l'Unione Europea, queste le parole appunto del Capo dello Stato. E poi parte la caccia all'IMU mai pagata al Comune di Palermo, che apre un nuovo fronte. Oltre 1.000 le cartelle inviate, altre 3.000 invece in preparazione. Nel mirino aree fabbricabili finora mai tassate. Si torna a parlare delle province, del voto diretto per le province, emendamento a Roma per procedere, la riforma in bilico all'ARS, il centrodestra punta sulla norma alla Camera per sbloccare l'impasse. E poi ancora il PD spaccato, il PD siciliano, la segreteria nazionale è con Barbagallo. Niente primarie, ma resta la spaccatura. La riunione decisiva è fissata per lunedì, ma meno di colpi di scena dal PD nazionale arriverà il sostegno alla linea appunto di Barbagallo, ancora attuale segretario regionale dei Dem, elezione del segretario con il voto dei tesserati. Vediamo le altre notizie. Intanto anche qui vediamo Nordio, basta con IPM super poliziotti. A Marsala il PM chiede 18 anni per il medico di Matteo Messina Denaro, Tumbarello, contestati i certificati e le cure appunto per Messina Denaro. E poi per la cronaca vediamo nella zona del Capo luce, allacci abusivi in 3 edifici, 15 le persone denunciate dopo i controlli dei carabinieri e dei tecnici dell'Enel. Vediamo ancora qualche notizia, andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, intanto con Mattarella le 2 foto prese dalla giornata di ieri, la stretta di mano con la rettrice Spatari e poi il momento della sua lectio magistralis, senza Unione Europea anche i grandi sono piccoli paesi, queste le sue parole, i complimenti di Mattarella alla giovane che ha lasciato il nord per studiare a Messina. Il Capo dello Stato ha inaugurato l'anno accademico dell'Ateneo Peloritano con un messaggio forte di unità e di speranza. La fuga di gas l'abbiamo già vista in alto a Catania, ancora vediamo altre notizie
a Santa Teresa di Riva, lungomare, Schifani promette aiuti economici e lavori immediati. Il governatore della Sicilia nel centro ionico ha assicurato il rilascio dei pareri mancanti e l'avvio dei lavori di ricostruzione del lungomare e di tutela della costa. Andiamo all'interno della Gazzetta del Sud di oggi, invece, per vedere questa notizia: il ponte, botta e risposta alla Camera. Al question time di Montecitorio sono intervenuti i ministri Pichetto Fratin e Ciriani in replica all'interrogazione di Bonelli. Il governo: tutte le faglie sono state identificate, censite e monitorate. La senatrice Floridia dei 5 Stelle però insomma dichiara: restano i dubbi, il CIPES non può approvare il progetto, e la Stretto fa chiarezza ancora sull'INGV. Noi ci fermiamo con questa notizia e torniamo tra poco. Bene, grazie Emanuele. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Autostrada, con il compartimento della Sicilia orientale. Oggi andiamo a Sant'Agata di Militello, dove c'è il sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro. Siamo per l'appunto in strada, vediamo alle spalle l'autostrada. Immaginiamo. Buongiorno. Buongiorno direttore. Sì, siamo sulla vetta, allo svincolo di Sant'Agata di Militello. Stamattina per fortuna non registriamo criticità. Il miglioramento delle condizioni atmosferiche ci permettono una più attenta vigilanza e chiaramente le problematiche si riducono. Rimangono però i cronici problemi di traffico in A18 tra Messina e Catania, soprattutto tra gli svincoli di Acireale e Giarre per intenso traffico, la cronica chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita da e verso Palermo, e le circolazioni in doppio senso di marcia sulla 20 tra Messina e Palermo, soprattutto sul viadotto Buzza, sul viadotto Furiano, nella tratta compresa tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra. Anche sulla SS 192 è stato demolito il ponte di Taino, quindi vi è una deviazione tra Taino e Agira, e fino a questo momento per fortuna nessun'altra criticità. Certo è che persistono ancora numerosi restringimenti su una sola corsia per i numerosissimi cantieri necessari per il ripristino soprattutto dell'asfalto nelle carreggiate di tutte le 3 autostrade di competenza della Polizia Stradale della Sicilia orientale. Questo crea delle code che sono abbastanza pericolose, seppur ben gestite da noi e dalla manutenzione. E a questo proposito un invito, l'invito ai conducenti, alla guida dei propri veicoli, a non fare i furbetti, cioè quella di impegnare per saltare la fila alla corsia d'emergenza. Questo può creare un gravissimo nocumento al transito dei veicoli per la soluzione delle emergenze, ma soprattutto ricordo a tutti che è una gravissima violazione del codice della strada, che prevede non solo la combinazione di una sanzione amministrativa molto grave, ma la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente per un grave periodo. La Polizia Stradale per questo invita tutti al rispetto di tutte le norme del codice della strada, e non ci stancheremo mai di dirlo, e non è utopia. Se tutti rispettassimo le norme del codice della strada non si verificherebbero incidenti stradali, non si verificherebbero morti e feriti per incidenti stradali. Abbiamo un piccolo problema sul collegamento, vedremo di ripristinarlo, ma le notizie comunque le abbiamo. Sì, adesso la sentiamo di nuovo, la sentiamo. Ecco, Sì. Stavo finendo, ecco. Raccomandiamo a tutti buona strada e siamo sempre a disposizione per qualsiasi emergenza. Ringrazio, buona giornata. Grazie a lei, grazie al sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro. Siamo stati per l'appunto a Sant'Agata di Militello, allo svincolo della A20. Adesso però guardiamo e diamo uno sguardo al traffico, alla viabilità sulla città di Catania, al Tondo Gioieni, sulla circonvallazione. Molto traffico veicolare questa mattina con il
i flussi di automobili sia in direzione Ognina sia in direzione Mister Bianco. Policlinico intanto. Adesso andiamo in via Vincenzo Giuffrida, anche qui traffico sostenuto, viabilità dunque questa mattina piuttosto attiva sulla città di Catania. E come sempre adesso facciamo una breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo, torneremo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa, stavolta con i quotidiani nazionali, ci racconterà non solo i fatti di casa nostra, cioè i fatti italiani, ma anche quelli internazionali. È il momento adesso della rassegna stampa con i quotidiani nazionali, andiamo da Emanuela Corsi. Partiamo da Repubblica, che oggi mette in primo piano questo caso di questo generale libico che è stato arrestato in Italia e liberato, scarcerato dopo sole 48 ore. Liberato un criminale, questo è il titolo che sceglie oggi Repubblica. L'opposizione attacca il governo dopo il rimpatrio con un volo di Stato del generale libico scarcerato a Torino. Stiamo parlando di Al-Masri. Accuse a Nordio, ha mentito. Al-Masri accolto a Tripoli come un eroe. L'ira però delle vittime che invece dicono è un torturatore. I giudici della Corte dell'Aia sono adesso contro l'Italia, ci deve delle spiegazioni. Quindi leggiamo il caso del generale libico Al-Masri, arrestato domenica, ricordiamo, a Torino dalla Digos in esecuzione di un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, liberato 48 ore dopo dai giudici della Corte d'Appello di Roma per un cavillo, per un errore procedurale, perché mancava la comunicazione al ministro appunto di questo arresto. Fa adirare questo i giudici dell'Aia che chiedono all'Italia di chiarire. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dovrà spiegare alla Camera il perché appunto delle scelte del governo. E a proposito di ministri, c'è ancora il caso Santanchè che tiene banco, ricordiamo, rinviata a giudizio. Le opposizioni chiedono le dimissioni, un passo indietro da parte della Santanchè, che però resiste ma è gelo su di lei. Andiamo a vedere le altre notizie. Ucraina, Trump a Putin, stop alla guerra oppure ci saranno altre sanzioni. E poi questo caso che lascia veramente senza parole, il caso di questa coppia, che una donna che ha finto una gravidanza e ha rubato una neonata. Volevo un figlio tutto mio, questa è stata la motivazione della donna. Poi la bambina è stata ritrovata, appunto, eccola qui, era stata rapita in una clinica. Vediamo anche questa notizia sempre su Repubblica, una pagina dedicata oggi a Corrado Augias che compie 90 anni, i miei primi 90 anni, gioco a interpretare la figura del vecchio gentiluomo dotato del lume della ragione per testimoniare tempi più civili. E ancora, quando penso alla morte so che vorrei andarmene senza dolore e senza dover andare in Svizzera. Queste alcune delle frasi appunto in questa intervista di oggi a Corrado Augias. Vediamo il Manifesto. Anche qui il caso Al-Masri, chi molla il boia, l'Italia non ci ha informato né ha saputo spiegare. Ora che il libico Al-Masri, accusato di omicidi e torture dei migranti, è stato scarcerato e riportato a casa da un volo di Stato, crollano le scuse del governo Meloni. Protesta la Corte Penale Internazionale che vuole processarlo per i crimini contro l'umanità. Vediamo l'Unità. Anche qui insomma vediamo la stessa foto, l'Italia sotto ricatto, governo e ministri agli ordini dei tagliagole libici, l'Aia sbugiarda, Nordio ha mentito, dimissioni, opposizione sulle barricate per la fuga di Stato di Al-Masri. Ancora La Stampa, vediamo nel taglio alto, Al-Masri, la Corte dell'Aia accusa il governo italiano, opposizione all'attacco sul torturatore libico, Mantovano e Meloni in Parlamento. Questo è quello che chiede l'opposizione, appunto, che vengano a riferire in Parlamento i buchi poi della restituzione.
Altre notizie, Trump via alle deportazioni, scattano le retate contro i migranti, in Messico i primi rimpatriati e Putin fermi la guerra o saranno sanzioni. Questo è l'avvertimento appunto di Trump a 2 giorni dal suo insediamento. Tra l'altro lui ha anche anticipato che ci saranno dei dazi per tutto ciò che proverrà dalla Russia se appunto non fermerà questa, se Putin non fermerà questa guerra. Poi parla il capo dei vescovi degli Stati Uniti, la polizia nelle chiese misura ad altri tempi, non staremo a guardare. Questo naturalmente per quanto riguarda queste retate contro i migranti e diciamo le prime politiche di Trump che già sono diventate una realtà. Andiamo all'arresto del Carlino, anche qui vediamo libico rilasciato, l'AIA accusa l'Italia, ma vediamo anche le altre notizie. Questa ragazza adottata alla nascita ha ritrovato sua madre dopo 20 anni. Alisia riconosce sui social i genitori: ho pianto, mamma mi ha detto che non mi ha mai abbandonato. Questa la storia raccontata oggi dall'arresto del Carlino, ma vediamo anche altre notizie per la cronaca. A Bologna, giovane turista pestato a sangue nel centro storico, è stato preso un aggressore. Nel taglio basso invece vediamo ancora odio contro Liliana Segre, il figlio adesso vie legali, e poi c'è quest'altra notizia di questo professore pensionato che è stato ucciso in Tunisia, era nella sua casa di vacanze. È un giallo la morte di questo professore che da tutti è stato descritto come una persona tranquilla, per bene. Per quanto riguarda lo spettacolo invece Giorgia che si prepara ad andare al Festival di Sanremo, Ariston arrivo, ma intanto sono passati 30 anni dalla canzone, come saprei appunto che le ha fatto vincere un Festival di Sanremo appunto 30 anni fa. Andiamo a vedere il Corriere della Sera con Trump in primo piano che ora minaccia Putin, il presidente intanto chiude gli uffici per la diversità, indagato chi non agirà contro i migranti. Lui a Putin dice Mosca fermi la sua ridicola guerra, poi evoca sanzioni. Poi c'è anche il primo screzio con Musk sul piano per l'intelligenza artificiale. Vediamo la cronaca, shock in Baviera, segue e accoltella i bambini dell'asilo. È stato fermato un afghano di 28 anni, un bambino di 2 anni è morto durante questo folle gesto appunto di quest'uomo. E poi si torna a parlare della Concordia. Perché Francesco Schettino, il comandante della Concordia che si è inchinata all'isola del Giglio con 32 morti, questo è il bilancio appunto di quello che aveva fatto in quell'occasione il comandante Schettino, ha chiesto la semilibertà. Parla il marito di una delle vittime, esce: su quella nave ho perso mia moglie, la mia condanna è a vita. E poi c'è il caso della neonata rapita in ospedale nel taglio centrale con questa foto, i genitori che raccontano: siamo morti e risorti, finta infermiera aveva simulato una gravidanza ed è stata arrestata. Andiamo a vedere queste due notizie all'interno del Corriere di oggi: il parto immaginario e il rapimento, i genitori quei due stiano in cella. A Cosenza la mamma riabbraccia Sofia, appunto la neonata, noi morti e risorti. Il piano di questa donna che appunto si è finta infermiera, ha rubato questa bambina dalla clinica, durava da mesi. E qui la vediamo, Rosa Vespa, una donna di 51 anni di Cosenza, architetto, e Aka Moses, il marito, un 43enne mediatore culturale senegalese. E vediamo anche in questo frame un momento del rapimento invece avvenuto alla clinica Sacro Cuore di Cosenza, dove Rosa Vespa martedì ha portato via la piccola Sofia. Restiamo su questa pagina perché si torna a parlare del caso Ruby. La Cassazione
rimescola le carte. Il processo bis valuti l'intralcio alla giustizia di Berlusconi, così le ragazze sarebbero assolte. La vicenda, andiamo a vedere, a ricordare, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'accusa e ha stabilito che dovrà tenersi un nuovo dibattimento nel cosiddetto Ruby-Ter. I giudici hanno riscontrato 2 errori nell'assoluzione dell'ex premier Silvio Berlusconi, decisa dal Tribunale il 15 febbraio 2023. E qui la vediamo, questa ragazza, tra l'altro che abitava in Sicilia, poi lei lasciò la Sicilia per andare nel nord Italia ed entrare poi insomma in questo giro di frequentazioni dell'allora ex premier Silvio Berlusconi. Karima El Maroug, questo è il suo nome, poi conosciuta come Ruby. Il processo riguardava la sua presenza appunto alle serate di Villa Arcore dell'ex premier. E poi andiamo a vedere invece questa intervista al marito di una vittima del naufragio della Costa Concordia. Schettino uscirà di cella, io ho perso mia moglie e la mia condanna è a vita. Il marito di Maria Grazia, appunto Elio Vincenzi, che oggi ha 76 anni, racconta il suo dolore, parla della morte della moglie sulla Concordia e dice: sono ancora arrabbiato. Qui li vediamo durante il giorno del loro matrimonio avvenuto nel 1993. Grazie Emanuela, ci fermiamo, breve sosta per guardare le previsioni meteo e poi torniamo insieme per il primo degli ospiti della nostra mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì tempo instabile al nord e sulla Toscana con piogge e rovesci che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Meglio invece la situazione sul resto del territorio. In Sicilia dunque l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Avremo velature estese solo nella prima parte del giorno che tenderanno poi progressivamente a diradarsi con il passare delle ore. Attenzione anche ai venti che soffieranno a tratti sostenuti sul versante occidentale e su quello ionico. Le temperature massime saranno insensibili al rialzo. Nessun cambiamento poi per la giornata di venerdì. Sole protagonista sulla Sicilia in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno e terso. Al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Temperature massime diurne che localmente toccheranno anche i 20-21 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, ora parliamo dell'impresa dei tuoi sogni. Do il benvenuto intanto a Fabrizio Fronterré, che è il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Catania, quindi una bella responsabilità. Sì. E allora l'idea, visto che stiamo parlando di Confindustria Giovani, è di rivolgersi alle nuove generazioni. Perché l'impresa dei tuoi sogni? Da dove nasce questo progetto che comunque non nasce oggi, no, è ormai arrivata alla 24esima edizione. Esatto. Bene, diciamo questo progetto è la punta di diamante diciamo delle attività del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, che appunto mi fregio di rappresentare ormai da un paio d'anni. Siamo giunti alla 24esima edizione, abbiamo formato almeno 3 o 4 mila giovani catanesi nel corso degli anni e contribuito chiaramente in maniera rilevante alla formazione in campo economico e imprenditoriale del tessuto, diciamo, giovanile che abbiamo a Catania. Il target, parliamo di giovani, ma ci deve essere un target da individuare, a chi ci si rivolge?
La facciamo nelle scuole, con gli studenti delle classi quarte, terze, talvolta anche delle quinte in base alla disponibilità chiaramente degli studenti, ma soprattutto dei docenti, perché chiaramente il tempo che noi dedichiamo come gruppo giovani è chiaramente tempo che noi decidiamo di investire e di donare per la collettività, mentre invece quello che danno i professori, i docenti è chiaramente un tempo tolto ad altre attività probabilmente, ma anche al proprio tempo libero, che decidono di investire in questo progetto. Ma ci sono degli istituti, degli indirizzi scolastici a cui voi vi rivolgete in maniera, diciamo, non dico preferenziale, ma perché sono quelli che poi probabilmente potrebbero, i ragazzi che arrivano al diploma, alla maturità in questi istituti, pensare di attivare una loro azienda, certo, oppure è rivolta a tutti proprio gli istituti superiori? Allora, in realtà il progetto è rivolto a tutti gli studenti. Nello specifico, negli ultimi anni abbiamo visto che c'è una partecipazione più massiccia degli istituti tecnici. Però effettivamente non c'è un limite, ecco, noi apriamo ogni anno a tutti gli istituti che abbiano voglia di confrontarsi con noi e chiaramente di investire in questo progetto. Diciamo che negli anni almeno 3.000, circa 3.000 sono stati i ragazzi che sono stati a contatto con voi, e ci sono delle esperienze per cui questi ragazzi che hanno poi hanno finito il corso, hanno deciso di intraprendere una loro attività e oggi sono con voi in Confindustria? Allora, effettivamente ragazzi che hanno aperto un'azienda, poi l'hanno scritta in Confindustria del gruppo giovani, adesso non ce ne sono, ma chiaramente ragazzi che hanno partecipato al progetto e hanno aperto la loro azienda, la loro attività, il loro negozio, assolutamente sì, ce ne sono tantissimi. E quindi diciamo in questo ci sentiamo come dire, di avere dato veramente un grosso contributo a quello che può essere, diciamo, il progetto di vita di questi ragazzi, che ovviamente anziché emigrare o fare altro decidono di rimanere, di investire sul territorio e di crederci effettivamente. Ma come funzionano questi corsi? Andate nelle scuole? Certo, no, funziona così, praticamente è diviso in 4 moduli didattici, sono circa 20 o 30 ore. In questo abbiamo, come dicevo prima, un grosso supporto da parte dei docenti, perché chiaramente noi facciamo una parte del progetto, noi andiamo nelle scuole, portiamo la nostra esperienza, raccontiamo come facciamo impresa e come si fa impresa e li aiutiamo a trovare il loro spazio, perché poi l'idea nasce da loro, sono loro che hanno la creatività, hanno l'idea, però noi li aiutiamo chiaramente a concretizzarla, a metterla sul campo. E quindi diviso in 4 moduli didattici, ognuno chiaramente riveste una parte specifica della creazione di un'impresa, quindi dal brainstorming al piano economico finanziario, insomma ecco, ogni modulo ha il suo perché e alla fine del progetto si arriva a un pitch di presentazione con una premiazione finale dove appunto i migliori progetti, che non sono tante volte quelli più mirabolanti, tante volte sono quelli proprio più concreti. Una volta un anno ha vinto un progetto, quando ancora non esistevano, di un fast food totalmente siciliano, quindi con prodotti siciliani, formaggi, salumi, eccetera, che era un'idea molto innovativa quando l'hanno proposta tanti anni fa. Quindi diciamo, ecco, premiamo quello, l'originalità ma anche la concretezza, il decidere di investire, di presentare un progetto che stia all'impiedi, che sia economicamente valido. In questo vostro progetto vi fate aiutare, fra virgolette dico, da un'organizzazione no profit. Sì, oramai il progetto, come dicevamo, esiste da 24 anni, ma questo è il secondo anno in cui come diciamo partner tecnico-scientifico abbiamo scelto Junior Achievement Italia, che è la più grande diciamo, associazione no profit al mondo che si occupa proprio di questo, quindi di formazione dei ragazzi delle scuole in campo economico e imprenditoriale. Quindi sì, assolutamente. I ragazzi, torniamo a quella che è l'attività, a quello che fate voi con i vostri corsi. Qual è il riscontro immediato che voi avete? La partecipazione, l'interesse, la voglia magari di pensare qualcosa di innovativo? Sì, diciamo che i ragazzi... Come rispondono insomma a quello che è il vostro, il vostro invito? Diciamo che i ragazzi sono veramente una fonte inesauribile di
come dire, ci danno forza anche loro, nel senso, perché voglio dire, sono molto curiosi, hanno tanta voglia di fare, sono veramente molto stimolati. Avere la possibilità di partecipare a un progetto del genere, secondo me, gli dà una grossa mano d'aiuto poi nel percorso che decideranno di fare nel futuro, insomma, nella loro vita. Quindi effettivamente, diciamo, loro sono veramente molto, molto stimolanti anche per noi. L'impresa dei tuoi sogni, insomma, stimola un po' la fantasia di tutti noi, perché si pensa, si immagina, io vorrei, a me piacerebbe, per le ultime esperienze, quali sono diciamo, i desideri di quelli che possono essere in futuro e che saranno magari degli imprenditori del futuro? Ma allora, diciamo che noi cerchiamo di aiutarli in questo, ma loro già lo sanno, perché loro si informano, loro leggono con tutti questi social, con tutte le varie informazioni di cui sono bombardati, ne sanno più di noi, però effettivamente i macro driver su cui vanno le loro idee di impresa e su cui noi li stimoliamo ad andare sono chiaramente la transizione energetica, l'inclusione sociale, e tutti quei progetti dove in effetti stanno andando le aziende, quindi il riciclo, il riuso, cioè, su questo loro sono molto attenti. L'anno scorso, per esempio, la scuola Archimede di Catania ha presentato un progetto molto interessante di un negozio di prodotti vintage, di fatto, dove loro acquistavano, si facevano donare vestiti usati e li riassemblavano, li ricucivano per poi rivenderli a prezzi calmierati. Quindi diciamo che loro sono veramente molto creativi, vanno aiutati. Con le nuove tecnologie come sono? Si confrontano anche con quello che è il mondo, diciamo, dell'intelligenza artificiale? Assolutamente sì. Un altro progetto che era stato presentato era proprio rivolto a questo, sull'educazione per esempio, che è poi quello che ha vinto la competizione l'anno scorso sia a livello provinciale che poi a livello regionale, perché diciamo questa competizione poi diciamo viene supportata a livello di gruppo giovani regionale, con un contest regionale. Hanno vinto i ragazzi di Catania con un'idea che di per sé di innovativo ha tanto, ma l'idea è abbastanza semplice: aiutare i ragazzi nel loro percorso educativo. Come? Creiamo un'app dove praticamente loro si possono confrontare tramite dei docenti fisici, ma anche con l'intelligenza artificiale, per chiaramente migliorare le loro skills educative. Quindi sì, ragazzi sono veramente molto fantasiosi, ecco, in questo. Attivi, intraprendenti. Assolutamente. L'ultima considerazione prima di salutarci: mettete a disposizione quello che si definisce un Dream Coach, cioè è un allenatore dei sogni. E questo è quello che noi cerchiamo di fare effettivamente. Noi giovani imprenditori che aderiamo a questo progetto e appunto decidiamo di destinare parte del nostro tempo a questo progetto, ci riteniamo sì dei dream coach, quindi degli allenatori dei sogni, no? Quindi per aiutarli a costruire la loro impresa dei sogni, noi cerchiamo di, come dire, dargli una mano in questo senso e indirizzarli. Per fare questo però serve, prima l'abbiamo detto, l'ha detto, tanta, diciamo, tanta voglia di mettersi al servizio e a disposizione dei giovani, sacrificare un po' di tempo, fra virgolette, perché non è un sacrificio assolutamente quando si fa un'opera, quando si vuole, diciamo, dare la possibilità di un futuro ai ragazzi che poi sono veramente il futuro del mondo, della nostra società, e volevo capire se alla fine di questo percorso avete avuto che ne so, un incontro con un ragazzo che vi è sembrato, faccio degli esempi, insomma, quello che ha avuto l'idea più innovativa, quello che ha proposto qualcosa di più significativo per voi, o che ha recepito pienamente il vostro messaggio? Ma sì, diciamo che alcuni, diciamo poi in funzione ogni anno dei partner che sposano l'idea, il progetto, poi vengono aiutati proprio a sviluppare l'idea di impresa, perché questo è un progetto, quindi è messo su carta, fanno un pitch, vengono stimolati quindi a ragionare come un imprenditore per capire se la loro idea poi funziona nell'atto pratico e può andare avanti. Poi chiaramente c'è tutta la fase di finanziamento, di start-up, quello è un altro mondo ancora, di cui noi chiaramente ci facciamo
portavoci, gli diamo una mano, però poi effettivamente segue un altro canale. Questo è proprio un progetto destinato alle scuole per invogliare i ragazzi. Quindi è uno stimolo. Uno stimolo, ecco, assolutamente, a restare e a investire in questa terra, assolutamente. Benissimo, grazie allora a Fabrizio Fronterré, che è il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Catania. Iniziativa importante quella vostra, l'impresa dei tuoi sogni, e chissà che tra i sognatori del vostro corso non ci sarà l'imprenditore del futuro. Ce lo auguriamo davvero. Ci dobbiamo fermare, grazie per essere stato con noi stamattina. Fra poco invece parleremo di un progetto che riguarda la città di Catania, ma sempre il futuro. Parleremo del nuovo borgo di Ognina, come viene immaginato. Tutto questo fra pochissimo. Allora, eccoci di nuovo insieme, è il momento di parlare del lungomare di Catania. Sì, è vero, il borgo di Ognina, ma non solo, perché il lungomare è un affaccio sul mare della città di Catania meraviglioso. Buongiorno all'assessore Parisi, che ritrovo con piacere, stavolta non nelle vesti di assessore allo sport, con il quale ci confrontiamo spesso, ma come assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture, perché il lungomare di Catania ha bisogno di un restyling, ha bisogno di essere diciamo rimessa a nuovo, preservando quelle che sono le caratteristiche dei borghi marinari che lo attraversano, e magari dando respiro, consegnando alla città un luogo dove potersi ritrovare davvero, e magari ai turisti, regalando ai turisti uno scorcio della città di Catania che non tutte le città possono, diciamo, vantare. Assessore, l'idea è quella di fare tanto sul lungomare di Catania. Da che cosa vogliamo partire? Sul borgo di Ognina so che c'è un progetto, è un progetto che insomma, è stato aggiudicato, diciamo, l'idea, i lavori devono essere assegnati, però si parte da che cosa? Dal borgo di Ognina oppure dal lungomare in generale per ristrutturarlo, per fare questo restyling? Buongiorno, in realtà ci sono diversi progetti in un'unica visione, in un'unica strategia. Io partirei dall'alternativa al lungomare, cioè perché è chiaro che se noi non creiamo l'alternativa al lungomare in termini di mobilità non possiamo ovviamente lavorare sul lungomare come vogliamo, naturalmente su quella rigenerazione urbana di tutto il lungomare per avvicinarci a quello che è il modello Barcellona, per intenderci. Ma qualche cosa è già stato fatto, perché è stata aperta una strada, sì, no? Assolutamente sì, si è lavorato su Via Barraco, si sta lavorando su Via Barraco nel senso opposto di marcia, con un progetto ben preciso, utilizzando tra l'altro fondi europei, quindi fondi del Pommetro. Diverse volte siamo andati a Roma con il sindaco per consolidare questa strategia e quindi, diciamo, i lavori pubblici, la direzione sta lavorando in tal senso, quindi un progetto su Via Barraco, un progetto su Via Alcide De Gasperi, che poi congiungerà appunto la Via Barraco alla parte finale del che è una lungomare. Porzione di lungomare Via Alcide De Gasperi? Assolutamente sì. No, Via Alcide De Gasperi è la parte sopra. La parte sopra. Quindi per creare quell'alternativa che poi ci consentirà naturalmente di avviare questi progetti sulla rigenerazione del lungomare. Stiamo vedendo delle slide, stiamo vedendo delle foto o comunque delle proiezioni. Questo è un altro progetto che è stato affidato ad un concorso di progettazione proprio per avere l'idea più performante per quelle che sono le esigenze nella riqualificazione del lungomare. Ci sono state 53 studi di progettazione che si sono appunto presentati al concorso di progettazione. Attraverso tutto un iter di valutazione è stato scelto con una ovviamente apposita commissione, è stato scelto il progetto che si è appunto aggiudicata la progettazione. Naturalmente adesso noi faremo le nostre valutazioni per poi far diventare esecutivo questo progetto e utilizzare dei 15 milioni di euro che abbiamo noi a disposizione proprio per riqualificare il tratto che va da Piazza Mancini Battaglia sino a Piazza Nettuno, con l'abbattimento del ponte di Ognina. Per questo va creata naturalmente l'alternativa sopra in Via Barraco. Tutto questo riguarda anche diciamo, la ferrovia, riguarderà anche questo tipo di trasporti.
In quella visione strategica, le dicevo prima, c'è anche la possibilità di utilizzare il parcheggio antistante la fermata proprio della ferrovia lì ad Ognina, in maniera tale da poterlo utilizzare proprio a supporto di chi vorrà andare a lungomare. Quindi diciamo sono 4-5 progetti in una visione unica strategica che stanno andando avanti, e soprattutto progetti che hanno una copertura finanziaria diciamo conquistata con i vari incontri effettuati, come dicevo prima, insieme al sindaco, insieme a tutta la direzione, con la spinta ovviamente della giunta. Quindi diciamo non più un sogno, ma un qualcosa che si avvicina, che naturalmente sarà poi motivo di confronto con il Consiglio Comunale, con le commissioni, ma naturalmente anche con il territorio. Restiamo sul lungomare, perché stiamo vedendo intanto quello che ci fanno vedere dalla regia, ce lo mostrano anche sui LED wall, e il progetto a cui faceva riferimento lei del borgo marinaro, diciamo del borgo di Ognina, dove ci saranno anche degli spazi verdi per i bambini, ci saranno tante novità. Però nei giorni scorsi, la settimana scorsa in realtà, su un tratto del lungomare all'altezza di Piazza Tricolore c'è stato questo crollo che ha interessato una zona che era interdetta, dobbiamo dire, al passaggio pedonale, alla possibilità di poter parcheggiare. Ormai da tempo erano stati diciamo, segnalati dei problemi. Adesso però questa voragine impone un intervento a breve, perché se c'è stato un collasso di quello che era stato fatto negli anni, non si può lasciare in questo modo, con questo grande buco che macchia il lungomare. Non è facile, immaginiamo, perché la natura insiste e vuole prendersi degli spazi. Tutto questo nell'ottica della ristrutturazione del lungomare come può incidere, se incide, nell'idea complessiva? Guardi, noi siamo riusciti a convincere l'Agenzia per la coesione territoriale, che si occupa dello sviluppo dei fondi per metro, proprio, e mi riferisco al tratto Piazza Nettuno, Piazza Europa. Noi siamo riusciti a convincere l'Agenzia sull'utilizzo di quei fondi per rinaturalizzare proprio quel tratto di mare. Quindi se si analizzano le nostre schede che inviammo circa 8 mesi fa lì a Roma, si vede proprio che nelle nostre idee c'era la rigenerazione di quel tratto, portando a natura quello che sono diciamo le aree appunto già interdette. Era ovviamente previsto quel crollo, perché era veramente, poteva capitare da un momento all'altro, era quasi naturale, ahimè, diciamo negli anni 60 furono portati avanti degli scempi, questo diciamolo, e proprio in quell'area si notano ancora delle travi di cemento lasciate lì. Quindi diciamo l'obiettivo nostro era ed è rigenerare quell'area, cercando di mantenere il più possibile quelle che sono delle aree già in sicurezza, ma eliminando tutto quell'asfalto in più che naturalmente ha determinato anche quel crollo che abbiamo visto. Quindi assolutamente in questa visione, in questa strategia, quella parte di lungomare da mettere in sicurezza, e ovviamente da tentare di esaltare il più possibile quelle che sono appunto le bellezze del lungomare stesso. Nel lungomare che immaginiamo, che immaginate voi e che si vuole restituire ai catanesi, c'è più spazio, immaginiamo, per la pedonalizzazione, c'è più spazio per l'affaccio a mare, non dico quasi diretto, ma in maniera quasi naturale, cioè senza infrastrutture che possano in qualche modo deturpare quella che la natura ci ha regalato, ci regala. Certo. Ma guardi, i primi passi noi li abbiamo mossi attraverso la rigenerazione di alcune piazze a lungomare. Mi riferisco a Piazza Battiato, mi riferisco anche all'area di Piazza Sciascia, che non esisteva, era un'area diciamo degradata proprio all'inizio del lungomare, e abbiamo visto come i catanesi hanno fame di spazi del genere, e quella piazza è sempre frequentata, è un affaccio sul mare, perché proprio quando decidemmo di riqualificare quell'area partimmo dal presupposto che era un peccato mortale tenere quell'area in quelle condizioni. Quindi diciamo quelli sono stati i primi passi, e quindi naturalmente andremo, come dice lei, verso una fruizione totale di quello che è il lungomare. Naturalmente prima di tutto va creato l'alternativa appunto al lungomare, in maniera tale da poter avere una mobilità naturalmente sostenibile in funzione della chiusura del lungomare stesso. Assessore, ne approfitto e non posso non parlare con lei
della questione del porticciolo di Ogne. Pensavo del Catania, no? Ogni volta a fine intervista No, mi pare sempre di questo. lo faremo magari, no. Però il porticciolo di Ogne è stato oggetto di polemiche, discussione, la privatizzazione, la non privatizzazione, la possibilità che si perda quella che è la tradizionale San Silvestro a Mare del 31 di dicembre. Ci sono, diciamo, chi ama quel borgo tiene moltissimo a che questo borgo possa essere, diciamo, fruito da tutti e che ci sia la possibilità di fare ancora la San Silvestro a Mare, che magari, non lo so, qualcuno dice ma si può fare 20 metri più in là, dico. Ma io escludo che si interromperà questa tradizione, questa corsa di 80 metri, quindi a prescindere da come andranno le cose, come sapete lì naturalmente è stato il demanio che ha, diciamo, recepito l'istanza di un privato. Noi naturalmente stiamo lavorando sulla parte del ponte, la parte interna del borgo, non sulla parte proprio del mare, però è chiaro che sarà motivo di dibattito anche in prospettiva futura in relazione ai lavori che noi stiamo facendo, ma io mi sento di assicurare che la San Silvestro a Mare non si farà ogni anno e per i prossimi 200 anni. Il Catania cambia casa, fra virgolette, adesso ci arriviamo, visto che ne approfitto, un minuto appena, si trasferisce, diciamo, dal luogo di allenamento che è il Cibalino, e il Cibali, quando si fanno praticamente le sedute per preparare la partita poi della domenica, ha trovato una struttura che in qualche modo preserverà sia il Cibali ma anche il Cibalino, che in questo periodo era ridotto proprio in condizioni non proprio ottimali perché una squadra professionistica si potesse allenare. Era il naturale sbocco di questa vicenda? In attesa ovviamente che la proprietà possa mettere su una sua struttura, un suo centro sportivo. Beh, sì, nell'attesa di un nuovo centro sportivo sicuramente era lo sbocco naturale. Si trasferisce a Mister Bianco, lo diciamo, Sì, vabbè, ma Mister Bianco, diciamo, è metropolitana, no? Quindi non penso sia questo il problema. Sicuramente il Cibali e il Cibalino hanno avuto un utilizzo esagerato, un utilizzo intenso e quindi era necessario trovare anche un'altra alternativa oltre a quelle che già loro avevano, perché Catania comunque, come sapete, gestisce anche il campo di Nesimo, ristrutturato con fondi comunitari, con fondi del Pommetro, quindi però hanno anche lì un'attività molto intensa per quanto riguarda i settori giovanili, la squadra femminile, quindi c'era la necessità e probabilmente ci sarà la necessità di avere, secondo me, un ulteriore campo, perché la vera alternativa dovrà essere poi un campo in erba naturale anche, no? Quindi so che si stanno muovendo tanto, quindi noi naturalmente la nostra parte l'abbiamo fatta riqualificando quegli impianti e, come sapete, poi li gestiscono loro attraverso dei bandi di gara, attraverso una convenzione, quindi hanno fatto bene, ecco, sicuramente. Esatto, dico, Mister Bianco è proprio veramente Catania, quindi... Grazie a Sergio Parisi, stamattina abbiamo coinvolto, l'abbiamo tirato in questa storia. È sempre un piacere. È sempre un piacere averla con noi la mattina a Buongiorno Sicilia. Buon lavoro intanto per tutti questi progetti, magari più avanti faremo un aggiornamento per capire in che direzione sta andando intanto il lungomare di Catania. Buon lavoro, ci fermiamo ancora, fra poco parliamo di Senza Tetto, ci colleghiamo in esterna e cercheremo di capire qual è la situazione a Catania. E allora di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, fra poco andremo a collegarci con Edoardo Sergi per parlare di Senza Tetto in sofferenza a Catania. Un minuto, poco meno, di pillole di almanacco. Oggi 23 gennaio è la giornata internazionale della scrittura a mano.
Il National Handwriting Day nasce negli Stati Uniti nel 1977 per scongiurare la progressiva scomparsa della scrittura manuale. Come confermano alcune tra le ultime ricerche sull'argomento, la scrittura a mano stimola aree cerebrali differenti rispetto alla scrittura digitale, contribuendo all'evoluzione armoniosa della persona. La scrittura manuale fino agli anni 60 del secolo scorso figurava tra le valutazioni curriculari. Nel contesto attuale resta comunque un fondamentale tratto connotativo della personalità. Ma sapete quale fu il primo sistema domestico intelligente? È possibile gestire numerose attività domestiche anche quando si è fuori casa, per esempio regolando il termostato del riscaldamento tramite un'app per smartphone. Nel 1966 l'ingegnere americano Jim Sutherland costruì il sistema domestico Echo 4, in grado di gestire l'illuminazione, il riscaldamento e la TV. Ancora insieme, buongiorno Sicilia, adesso come anticipato parliamo dei senza tetto che sono in sofferenza a Catania, andiamo da Edoardo Sergi, buongiorno Edoardo, con te è un ospite, e Chiara Pellegrino che l'ha detto alla comunicazione del centro Astalli, buongiorno. Buongiorno Angelo, esatto, sono proprio qua al Corso Sicilia, una zona nevralgica per... Ti sentiamo un po' piano, vediamo di perfezionare il tuo audio dalla regia, vediamo se riusciamo a sentirti, prova a parlare poi. Mi senti Angelo? Sì, ti sento, non ti sentiamo benissimo. Perfetto, allora... Va bene. Allora cerchiamo di urlare, siamo appunto al Corso Sicilia che è un po' il centro nevralgico di tutti i senza tetto che cercano riparo durante questi giorni di freddo e dell'Erta Medio. Come hai detto tu c'è con noi Chiara Pellegrino che si occupa proprio di questo. Cosa fate voi col centro Astalli per aiutare i senza tetto del centro? Allora, intanto il centro Astalli è un centro che si occupa di rifugiati e persone migranti e quindi chiaramente non abbiamo spazi adibiti per ospitare i senza fissa dimora, ma di conseguenza, dato appunto come dicevi tu l'aumento di senza fissa dimora e con quella che non chiamerei un'emergenza, perché il freddo diciamo non è un'emergenza dato che l'inverno a un certo punto arriva dovunque, i senza tetto sono di fatto le persone che si rivolgono maggiormente al nostro centro, chiaramente sempre essendo persone migranti e rifugiate per la maggior parte. Locali noi per ospitarli, verso le quali possiamo indirizzarli sono la Abbiamo qualche difficoltà a portare avanti il collegamento, vi chiedo scusa un attimo, vi devo interrompere, vediamo se riusciamo ad essere diciamo visibili ed ascoltabili contemporaneamente dal centro della città di Catania. Riapriamo adesso diciamo la finestra su Edoardo Sergi sul Corso Sicilia, vediamo se abbiamo, credo che ci sono ancora dei problemi, comunque cerchiamo di provare ad andare avanti. Edoardo. No, c'è ancora qualche difficoltà? Sì, ci proviamo. Allora, partiamo proprio dalla cronaca. Lunedì in prefettura, penso che comunque c'è qualche problema ancora, esatto. Sì, allora ci fermiamo, magari vediamo di riprovarci fra qualche minuto. Nel frattempo, se dalla regia sono pronti, vediamo l'oroscopo di oggi, mandiamo l'oroscopo con il nostro Marco Amato e poi dopo ritorneremo di nuovo al centro di Catania, al Corso Sicilia. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna e Venere sono in perfetto accordo, parlano d'amore e di solidità. Solo Marte e Mercurio hanno qualcosa da ridire proprio perché la dialettica e la concezione delle idee diverse oggi proprio non funziona. Cosa accade nello zodiaco? Ariete, la vostra giornata oggi è segnata proprio da una certa incomunicabilità, proprio perché Mercurio e Marte, il vostro pianeta, si oppongono, eppure la vostra forza seduttiva ed energica vi dà forza e vi fa credere che comunque procedere nelle direzioni in cui credete sia la strada giusta, quindi nessuno vi fermerà.
Toro, la Luna oggi si oppone proprio al vostro Urano, dandovi un certo nervosismo, seppure i rimandi e i giochi di Venere e della stessa Luna con Saturno vi rendono un pochino più sicuri e sereni in amore, e per voi quando c'è questo, c'è tutto. Gemelli, la vostra giornata oggi è una giornata segnata proprio da una controversia che farete di tutto per risolvere, un problema di comunicazione che vorrete comunque portare ad evoluzione. Ci riuscirete in serata accordando due parti veramente molto complesse da gestire. Cancro, è proprio il vostro Marte molto pericoloso, il Marte che ospitate nei vostri gradi, che si oppone a Mercurio. La dialettica proprio oggi vi farà difetto, ma Luna in Trigono e Venere e Saturno con lo stesso regime di rapporto faranno in modo che l'amore sia comunque sempre compensativo di tutto ciò che non va, romantici come sempre. Leone, la giornata di oggi prevede una luna proprio assolutamente discorde e l'opposizione di Sole e Plutone si fa sentire. Il Sole è comunque il vostro astro, per cui armatevi comunque di creatività e di seduttività. Riuscirete comunque ad avere ragione e a farvi notare per le vostre qualità. Il vostro progetto, per quanto contrastato, è assolutamente vincente, credeteci fino in fondo. Vergine, la vostra giornata oggi è una giornata particolarmente pregna di comunicazione. Oggi l'esigenza comunicativa, soprattutto in amore, si fa molto carina e serena. Venere vi provoca da lontano, è una persona che è entrata nella vostra vita e strizza l'occhiolino. Scioglietevi un po'. Bilancia, buone notizie dalla vostra Venere che alberga per adesso in Pesci, congiunta a Saturno solida, e in Trigono con una Luna che parla di fortune economiche e di soluzioni di problemi. Oggi sarete soddisfatti perché le vostre direttive saranno assolutamente rispettate. Non solo, è un'ottima giornata per creare degli accordi vantaggiosi economicamente nel tempo. Scorpione, giornata oggi che prevede la Luna nei vostri gradi compiere un bellissimo trigono con Venere. Si parla di romanticità e di solidità ed è finalmente arrivato il momento per cui voi possiate investire serenamente nella vostra vita sentimentale. Probabilmente per alcuni di voi è arrivata la persona giusta. Sagittario, giornata oggi che prevede un po' i giochi planetari lasciarvi un po' in disparte. Seppure Sole e Plutone vi danno forza ed energia, oggi vi chiuderete un po' nello sport o in qualche attività personale che vi lasci un po' esenti dagli scambi tutta la giornata. In serata invece avrete bisogno di comunicare con gli amici e potrebbe essere una serata sorprendente e brillante ed ricca in nuovi incontri. Capricorno, giornata oggi molto interessante per tutte le dinamiche comunicative. Marte odioso quasi sul vostro Mercurio che transita nei vostri gradi vi rende un po' difficile la comunicazione. Ci penseranno Venere e la Luna ad accordare tutto con un po' di empatia e col sostegno di persone che vi vogliono bene. Puntate sugli amici. A proposito di amici, Acquario, la vostra giornata oggi è una giornata assolutamente piena di creatività e carisma. Quell'effetto Sole-Plutone oggi si fa molto vivo. Venere peraltro ha intenzione di farvi guadagnare delle piccole cifre. Solo la Luna in Scorpione potrebbe essere un po' diffidente, ma con dei nuovi progetti oggi è un'ottima giornata per trovare gli accordi giusti per stabilire una nuova collaborazione. Pesci, giornata oggi splendida perché la Luna con un trigono nella Venere che ospitate nei vostri gradi ha assolutamente decretato che il vostro mondo d'amore riuscirete persino a rabbonire un Marte veramente molto antipatico oggi e siete tra i più potenti dello zodiaco. Allora, torniamo di nuovo in diretta con Edoardo Sergi, Chiara Pellegrino. Buongiorno ancora, speriamo che sia la volta buona. Sì, Angelo, stiamo appunto dicendo che siamo al centro di Catania, al Corso Sicilia, che è un punto nevralgico per tutti i senza tetto. Stiamo partendo proprio dalla cronaca che lunedì si è tenuto un incontro in prefettura per capire quali sono le soluzioni per contrastare questo problema. Gli enti del terzo settore hanno proposto delle soluzioni, c'è stato un censimento di 200 senza tetto circa a Catania, ma solo con 100 unità abitative. Proprio Chiara ci stava parlando di quelle che sono le possibili soluzioni. Ecco, ribadiamo ancora quello che voi fate
presentate, perché probabilmente prima non si è sentito durante la diretta. Allora, buongiorno a tutti. Appunto noi come Centro Ostelli ci occupiamo di persone migranti e rifugiati. Chiaramente non abbiamo dei locali per ospitare senza fissa dimora, che per la maggior parte dei casi coincidono, diciamo, con la nostra utenza, ma siamo perfettamente coinvolti in questo problema ormai da mesi, perché la maggior parte delle persone si rivolgono a noi, ai nostri sportelli. Una delle prime necessità per le quali appunto si interfacciano con noi è appunto quella del non riuscire a trovare una casa, del dormire per strada. Le nostre soluzioni sono semplicemente due, perché ad oggi a Catania gli spazi pronti per accogliere senza fissa dimora sono la locanda del Samaritano, che appunto sia degli spazi pronti per accogliere senza fissa dimora, soprattutto persone. Il numero di richieste non è sufficiente. Ed ma gestito da che peraltro da 2 strutture è passato ad una struttura, quindi chiaramente siamo in estrema sotto questo punto di vista. Ok, ovviamente hanno provato a trovare anche delle altre soluzioni, quali la metropolitana. Tu dicevi prima, l'inverno arriva, non è l'emergenza freddo, ma magari può essere appunto l'emergenza maltempo, e soprattutto in estate. Oltre che anche i beni confiscati, noi Angelo ce ne siamo occupati varie volte a Buongiorno Sicilia con l'assessore Lombardo. Possono essere queste delle soluzioni, e ovviamente in emergenza, in caso di estremo clima, ripeto, in inverno e in estate. Certo, chiaramente diciamo, passeggiando anche per le vie della nostra città ci rendiamo conto di quanti spazi potrebbero essere adibiti proprio per queste emergenze, come le chiami tu, ma che poi diventano in realtà problemi sistemici, perché appunto noi ci ritroviamo non solo con persone migranti magari appena arrivate sul territorio, ma anche con nuclei familiari o persone gravemente malate con problemi sanitari che devono seguire le terapie e che diciamo, richiedenti asilo hanno diritto all'inserimento nei SAI, che è appunto la rete per i richiedenti asilo. Quindi è chiaro che sì, ci sono tanti spazi che questa città potrebbe aprire per le nostre e le loro difficoltà, per le nostre necessità, e che invece forse vengono aperte per altri scopi. Sappiamo però non è solo una situazione del Corso Sicilia, ma anche di Piazza Verga, e Chiara mi diceva prima anche di San Berillo. Però in molti, diciamo, hanno anche la volontà di rimanere in strada, è probabilmente una scelta di vita, e quindi anche queste persone vanno aiutate. L'ASP sappiamo che con questo incontro ha proposto delle soluzioni anche dal punto di vista igienico, perché chiaramente queste persone vivono per strada, Chiara. Certo, chiaramente la scelta di rimanere per strada esiste. Però la cosa fondamentale è che tutti e tutte dobbiamo essere nelle condizioni di scelta, sempre. Quindi se non c'è possibilità di entrare in un dormitorio, di trovare una cosa, allora lì diventa un problema. Non è più un problema se appunto la scelta esiste e si decide di vivere un certo stile di vita. Chiara, sappiamo anche che è una volontaria dell'unità di strada, ci sono tantissimi volontari che aiutano nel trovare una soluzione. Quest'anno però non è stata montata la tensostruttura in Piazza della Repubblica da parte della Croce Rossa Italiana, e ci sono state delle polemiche anche per questo. Diciamo, qual è stata la motivazione? Magari tu non sei della Croce Rossa ovviamente, però proverai a spiegare in qualche modo qual è stato il problema. Allora, io non sono appunto dell'unità di strada di Croce Rossa, ma mi occupo dello sportello San Berillo, nel quartiere di San Berillo. Chiaramente le critiche sì sono state rivolte alla Croce Rossa, ma la Croce Rossa non ha libero arbitrio nel montare dei tendoni o ad aprire degli spazi adibiti per ospitare i senza tetto, soprattutto durante questi periodi molto freddi. Sono le istituzioni che in questo caso devono dare le concessioni per fare qualsiasi cosa in quest'ambito. Il terzo settore, diciamo, il più delle volte in questo senso ha le mani legate. Edoardo, ci dobbiamo fermare. Grazie allora per questo vostro contributo. Parleremo ancora certamente dei senza tetto in sofferenza. Grazie per l'intervento di Edoardo Osergi, ma anche di Chiara Pellegrino, che è l'addetto alla comunicazione del centro Astalli. Vado da Emanuela Corsi per qualche altra curiosità dai quotidiani? Sì, vediamo sul Corriere della Sera intanto lo stop alla pesca in Francia per salvare i
di delfini. La Francia ferma 300 barche nel Golfo di Guascogna, c'è una rivolta del settore, ma il governo dice li risarciremo. Questa è l'area appunto dove sono stati bloccati i pescherecci, anzi resteranno in porto perché sono tantissimi delfini che sono morti in quest'area perché impigliati nelle reti nel 2024, 1450 appunto esemplari. Poi sempre sulla stessa pagina vediamo il principe Harry che vince con i tabloid inglesi del gruppo Murdoch. Stiamo parlando del Sun e del News of the World, che però è stato chiuso nel 2011 per le ingerenze appunto di questi tabloid che hanno avuto nella sua vita, nella sua sfera privata, soprattutto familiare. E poi ti faccio vedere un'ultima storia di un giovane italiano che in pieno lockdown ha mollato tutto e sta facendo il giro del mondo a piedi. Ho mollato lavoro e famiglia per il giro del mondo a piedi tra sciamani, deserti e silenzi. L'incredibile storia di Nicolò Guarrera, che è partito nell'estate del 2020, tornerà a casa il prossimo settembre. Dice: sogno un arrivo alla Forrest Gump dopo aver camminato in Europa, Sud America, Australia, India, Arabia. Finora ho fatto 32.000 chilometri, non ho mai pensato di mollare. Ti faccio vedere anche questo giovane, qui c'è il ritratto a metà, com'era prima e com'era dopo il fotomontaggio, di com'era alla partenza e di com'è invece è adesso, ma ancora non è rientrato a casa. Avrà avuto la possibilità di fare tutto quello che ha fatto, evidentemente. Allora ci dobbiamo fermare. Grazie Emanuela. Con Buongiorno Sicilia ci ritroviamo ovviamente domani, sempre al solito orario. Ci salutiamo in musica come nostra consuetudine. Torniamo indietro sino al 2008 con una canzone di Antonello Venditti che conquistava proprio nel gennaio di quell'anno il primo posto. Dalla pelle al cuore. A tutti ancora una buona giornata.